Benvenuti telespettatori di FVG Sport Channel e appassionati di volley a una nuova puntata di Mega Intersport sotto rete, sempre qui dal Città Fiera. Non siamo propriamente al Mega Intersport, ma siamo ospiti dello show Rondeau per questa sera e devo dire che questa location non mi dispiace. A farmi compagnia questa sera c'è Stefano Castignaro. Buonasera Stefano. Buonasera a voi. È l'allenatore della CDA Talmassons, formazione di B2 femminile, girone D, fresco di una bella vittoria. Io comincerei da questo, dalla vittoria che avete ottenuto ieri in casa contro il Volley 3 Venezia, ma con una formazione che stava su un po' diciamo con qualche problema. Raccontaci un po' cosa è successo. Niente, siamo reduci dall'influenza, quindi avevamo palleggiatrice febbricitante, mancava un centrale, la Zaccariotto, perché 39 di febbre, il libero aveva anche lei problemi intestinali, una banda era reduce dall'influenza e Di Marco era 9 giorni che anche lei era passata attraverso l'influenza. È riuscita comunque a essere la top scorer dell'incontro, Caterina Di Marco. Sì. Diciamo, stava bene, ma insomma almeno una ce l'avevamo, quindi abbiamo fatto quello che dovevamo, svolto questo compito il più in fretta possibile, non ci è riuscito di vincere 3-0, però insomma abbiamo portato a casa i 3 punti che, visto la situazione, benissimo che abbiamo giocato in casa e contro una squadra un po' in difficoltà. Questo è stato un ottimo risultato che vi permette di rimanere al quarto posto a un solo punto dalla zona playoff, perché tranne la prima, diciamo, che è il Service Med San Donà a 36 punti, poi c'è grande lotta. Prima di iniziare il campionato, te l'aspettavi? Avevi fiducia nelle tue ragazze? Pensavi di poter arrivare a questo punto? Ma insomma, diciamo che una parte di questa squadra fa parte del nucleo abbastanza storico che è passato per Martignaco e quindi veniva comunque da una promozione dalla C alla B2, veniva da un quinto posto in B2 e qualcuno anche dal terzo posto in B2, quindi qualcosa di buono c'era. Abbiamo cercato di sviluppare una politica dove comunque quest'anno qualcosina in più dovevamo investire, visto che l'anno scorso ci siamo salvati con il ripescaggio all'ultima giornata, l'ultimo 3-0 che abbiamo fatto l'ultimo giorno è servito ad arrivare quarti ultimi, quindi bisogna cambiare un po' l'immagine della società, fare un po' meno fatica. Diciamo che lì va benissimo il quarto, bene, è una classifica abbastanza corta, per cui basta un passo falso, ti trovi un po' più sotto e se tutto va dritto magari arrivi anche un attimo più sopra. Che non sarebbe male. Un girone di andata, appunto, l'abbiamo detto, chiuso al quinto posto, si è concluso ieri il girone di andata e se si scorrono un po' i risultati si vede che in casa siete quasi imbattibili, perché avete perso solamente con l'Argentario, sì. Quindi fattore campo. San Donà ancora non è arrivato, per San Donà lo aspettiamo e sicuramente ci faremo vedere in zona quel giorno lì, perché sarà una bella partita. Sì, probabilmente forse qualche equilibrio in più in casa ce l'abbiamo, non lo so quale facilità ci sia, forse l'adattamento alle luci un po' basse del nostro palazzetto. C'è più di qualche libero che dice la palestra di Talmassons non si vede la niente. Palla. Sì, esatto. Non si vede la palla. È uno dei nostri punti di forza. Sì, pitturiamo la palla più di bianco per forza. No, non lo so. Probabilmente ci troviamo un po' meglio, abbiamo meno scuse in casa e quindi i giocatori sono più costretti a fare loro. E anche un pubblico piuttosto esigente, direi. Ma credo che si sta creando una mentalità anche lì di un certo livello, di un campionato di serie nazionale, quindi forse il volley che speriamo è un volley di maggior livello e quindi il pubblico poi si abitua, comincia a dire ma sì, un po' più alto. È anche bello che stanno partecipando, insomma, abbiamo diverso seguito e quindi in un buon ritmo, insomma, di questo girone d'andata. C'è qualcosa che proprio dici quella partita non mi è andata giù? Diciamo che se proprio si vedono i risultati avete perso solamente con quelle sopra di voi e con un paio di partite. Castelfranco è stato un 3-0 strano, ingiustificato. L'anno scorso là ci avevamo vinto, paradossalmente, che era un anno che abbiamo fatto peggio.
Quest'anno non siamo riusciti a ingranare, loro hanno giocato come potrebbero perché è una buona squadra, un buon organico e non è nel posto giusto di classifica, però insomma, con noi ce l'hanno messa tutta e ce l'hanno fatta bene. E poi Ezzarina Carinatese io non c'ero perché ero assente per l'incidente, quindi non lo so che era stato tanto preparata sulla carta con la partita, ma là è stato un flop. Non c'è stato modo di... Non ha funzionato. Sì. E il derby, quest'anno con il derby contro il Chions, sto parlando di quello che avete fatto fuori casa, quest'anno una ex come Caterina Di Marco che veniva da là e poi si è venuta la Cidia Talmassons. Era una partita particolarmente sentita oppure alla fine insomma... si conoscono un po' tutte, quindi... No, credo di no, anche perché con Chions, ripeto, c'è una stima reciproca e un'amicizia da anni e quindi con Glauco ormai quando andiamo in campo, cioè, non dico che quasi ogni tanto ci scappa la battuta, diciamo. Esatto, però insomma diciamo che lo viviamo in maniera abbastanza... Forse non eravamo ancora noi così pronti, rodati in quel momento lì, insomma contiamo di... Adesso sembriamo girare un po' meglio, giocare meglio, quindi adesso potremmo esprimerci di più rispetto a quel tempo lì. Ne approfitto un po' per parlare di un altro derby che coinvolge sempre il Chions che si è svolto in questo fine settimana, ovvero Chions-San Giorgina, un derby molto sentito questo, l'avevamo visto l'anno scorso e ci sono stati attimi di bel gioco e ha vinto la San Giorgina, la squadra di Michela Bellinetti. Voi l'avete incontrata 2 settimane fa del derby, anche quello mi sembra sia stato un derby particolarmente acceso, oppure sì, no? C'era parecchia tensione fra i giocatori sicuro, perché poi ci si conoscono un po' tutti, c'era anche la Zottic che giocava da loro, che l'anno prima era da noi, quindi sì, era parecchio sentito, insomma. Però insomma, credo noi siamo partiti, come ha dichiarato anche Michela, un po' più forti, forse un po' più convinti, più decisi e siamo riusciti a dare un buon ritmo subito alla gara e un po' a metterli un po' sotto subito. E quindi a dare una buona inerzia poi alla gara. Sì, loro hanno tentato di rientrare in partita, abbiamo vinto 3-1, sì, è stato anche un bel derby, è stato combattuto, sì, ma ripeto, noi forse siamo stati un po' più bravi a mettere un po' in difficoltà e loro si sono, tra virgolette, svegliati un po' tardi, ma insomma ce l'abbiamo fatta a fare bene, insomma. Sì. Poi è stata una bella partita, cioè, anche in panchina era divertente, insomma. Sì. Era divertente, sì. da seguire. E abbiamo visto voi un po' all'inizio del campionato avete perso col Chions solo al tie break, comunque una partita tirata, poi avete vinto col San Giorgio e poi San Giorgio è andato a vincere a Chions, per cui c'è un grande equilibrio, comunque sì. Forse il livello è un po' sceso rispetto a qualche anno fa, però c'è un maggiore equilibrio e come si diceva già prima non puoi mai rilassarti perché non c'è spazio per le disattenzioni, perché un attimo classifica molto corta e secondo me fa la differenza anche chi ha una panchina un po' più lunga, chi ha opzioni in più, perché è dura restare... comunque è un campionato piuttosto lungo con 14 squadre, sì. 26 incontri 26 giornate, quindi, sì. E quindi ce n'è da giocare, esatto, per tutti. Ne avevamo parlato in un dopo partita proprio delle caratteristiche di gioco di queste squadre, con una pallavolo che è un po' cambiata, che è diventata più fisica in qualche maniera, sì, e meno tecnica. La tua squadra è molto tecnica comunque, cioè chiaramente le fisicità, sì, però insomma ci sono giocatrici che fanno valere questa tecnica qua. Qualche volta però c'è anche la difficoltà di giocare contro squadre che sono fisiche, però di tecnica, insomma, come prepari le partite in questo caso? Diciamo che ci aiuta l'osservazione video, nel senso che cerchiamo di far presente che tipo di colpi hanno questi giocatori che hanno meno palloni codificati e quindi cerchiamo di prevenire il tipo di situazioni che creeranno durante le fasi di gioco. Perché in allenamento è difficile riprodurre qualcosa che è caratteristico di alcuni giocatori, quindi chi colpisce la palla fuori tempo, chi colpisce la palla che sembra che vada a destra ma va un po' a sinistra perché è una manualità diversa, questo è difficile allenarlo, però almeno con il rapporto pallone di tecnica, il rapporto muro-difesa riusciamo un po' a gestirlo, almeno. Però effettivamente mi confermi che è un po' così, cioè sono inserite in questa categoria B2
magari delle giocatrici che forse in passato avrebbero fatto magari una Serie C e poi sarebbero passate credo di sì, anche perché se guardiamo ad esempio, non so, anche Sandonà o anche Argentario, comunque Sandonà adesso ha la banda, adesso mi viene sul nome, però è una che fa nazionale, quindi i colpi ce li ha tutti e infatti stanno lassù, no? Argentario comunque ha la Spasova che ha fatto la Serie A2 e quindi la manualità, i colpi sono molto precisi, li mette dove vuole e si vede la differenza. E invece quando alcune situazioni con un palleggiatore, con magari qualche alzata meno precisa, l'attaccante che adatta molto, cioè crea confusione, ma però la confusione siamo tutti lì, in questo equilibrio non ben definito. Chi ha un po' più di tecnica in più e fisicità è sopra di tutti. Insomma, per concludere questa prima parte di Mega Intersport sotto rete, possiamo dire che insomma, il bilancio della prima parte di campionato insomma, è positivo. Sì, direi di sì. Sì, è positivo perché comunque, rispetto all'anno scorso dove eravamo nella bassa classifica, siamo lì vicino alla vetta con obiettivo salvezza. Un giovane che è la Jenny Ponte, libero, l'abbiamo lanciato, la Ornella Bon sta migliorando, quindi insomma il processo di crescita c'è, quindi meglio di così al momento è solo la classifica, potrebbe essere solo più alta, ma direi gli obiettivi sono raggiunti. E allora con questa nota positiva finiamo gli spritz. Esatto, finiamo la prima parte di Mega Intersport sotto rete e facciamo un brindisi. Zanutta Fadalti, 18 punti vendita, la passione di una famiglia, la professionalità ed affidabilità di un'azienda storica, il punto di riferimento del territorio per i professionisti, gli artigiani e i clienti privati. Zanutta Fadalti offre una vasta gamma di servizi nel settore dell'edilizia, della minuteria, dei trasporti e dell'immobiliare. Per scoprire le nostre promozioni e prodotti innovativi, visita il sito www.zanuttaspa.it o vieni a trovarci nei nostri 18 punti vendita da Belluno a Trieste, passando per lo storico centro di Muzzana del Turniano, Sacile, Pordenone e Udine. Zanutta Fadalti è il tuo punto di riferimento. L'eccellenza nei multiservizi. Gruppo Servizi Associati opera su tutto il territorio nazionale, garante di un servizio integrato fornito in outsourcing chiave in mano. Con oltre 1000 dipendenti e filiali da Aosta, Bari, Bordeaux e Chamonix, GSA Gruppo Servizi Associati con il suo centro nevralgico a Udine offre un servizio orientato alla piena soddisfazione del cliente. Gestione diretta, sempre senza subappalti di tutti i contratti acquisiti. GSA, l'eccellenza nei multiservizi. Ristorante e pizzeria Il Nuovo Baffone a Basaldella, all'uscita di Udine Sud, facile da raggiungere. Impossibile da dimenticare, Il Nuovo Baffone vi colpirà con le sue specialità, l'ampia scelta delle pizze, ogni vostro gusto è soddisfatto, e poi carne e pesce e per finire i dolci. Anche lo staff di A Tutto Campo ha scelto Il Nuovo Baffone. Se cerchi la buona cucina hai solo una scelta, ristorante e pizzeria al Nuovo Baffone a Basaldella. Mega Intersport è il più grande negozio di articoli sportivi della regione per rispondere con efficacia e competenza alle esigenze dello sportivo moderno, offrendo la garanzia del miglior assortimento sempre aggiornato, completo e competitivo per qualità e prezzo. La scelta più completa di articoli ed attrezzature sportive nelle grandi marche a garanzia di performance eccellenti e qualità la trovi solo da Mega Intersport, dove personale esperto e qualificato saprà consigliarti per i tuoi acquisti.
Anche enti e società sportive hanno trovato in Mega Intersport esperienza e professionalità per ottenere consulenze e assistenza relative a forniture di attrezzature sportive. Ben ritrovati amici di FVG Sport Channel alla seconda parte di Mega Intersport sotto rete, sempre con Stefano Castegnaro. Abbiamo parlato nella prima parte soprattutto di B2, di campionato, di andamento del campionato, e invece passiamo nella seconda parte a qualcosa di più personale, diciamo, vogliamo un po' conoscere Stefano Castegnaro al di là dell'attività di quest'anno. Il tuo nome è probabilmente associato nella mente degli appassionati di volley al Martignacco, ma com'è stata la tua storia di allenatore? La mia storia è partita lontano, nel senso che giocavo anch'io a pallavolo, quindi nel volleyball Udine, sono arrivato anche in prima squadra a far parte di quella cosa lì, ho provato, ma ero tanto piccolo. Con che ruolo, se posso? Ma eravamo un po' nella preistoria della pallavolo, quindi l'allenatore che avevo quel tempo all'inizio, è un paradosso, mi faceva giocare centrale, e per chi conosce un po' di giocatori ero il cambio di Stefano Cella, quindi centrale di 1,92, io ero la sua riserva davanti, anche se saltavo tanto, ma sì, praticamente inutile. Poi è arrivato lo straniero Milan Slambo e ha detto: tu piccolo palleggiatore. Sì, lo so, va bene. Poi insomma è andata come è andata, poi ho avuto un infortunio muscolare, quindi poi ho fatto l'università e ho cominciato un po' ad allenare così. Sono partito prima con un maschile, dove abbiamo fatto qualcosa a Povoletto, che siamo ancora in contatto con pochi di questi anziani, e poi dopo sono passato al femminile. Ho sempre militato intorno all'inizio al Serie D del CUS Udine, poi la C, sono stato a Cividale, a Tarcento, dove abbiamo cominciato a vincere un campionato, poi sono andato anche a Gemona, e poi sono finito un pezzo di storia a San Giovanni Nattigione, dove quando è stata la ristrutturazione dei campionati sono stato anche abbastanza reclamizzato, perché avevo vinto in 2 anni, avevo fatto 8 campionati, nel senso che c'era la riforma, siamo passati dalla C alla B direttamente, e poi la prima B2 l'abbiamo vinta, siamo finiti in B1 col primo sponsor Caligaris. Con una società storica sì. ai tempi, insomma. Poi sono rientrato un po' più a tempo pieno, paradossalmente col basket, perché ho fatto il preparatore atletico in Serie A femminile e ho cominciato con le giovanili di Martignacco, di nuovo lì l'Under 17 di Martignacco all'epoca. E poi lì è partito l'ultimo giro. È partita la fase Martignacco, per cui io in mezzo, probabilmente... prima, alla fine degli anni 90, sono stato quasi un decennio anche lì l'allenatore della rappresentativa provinciale di Udine. E quindi hai avuto occasione di vederne di giocatrici anche che sono passate a serie maggiori, di prepararne anche. C'è un aspetto di un atleta che ti colpisce, cioè che sia al di là della tecnica, magari nel carattere, magari qual è una caratteristica che ti fa dire questa potrebbe andare un po' più in su? Credo che gli allenatori un po' ricerchino nelle giocatrici anche un po' come sono stati loro, forse, o l'idea che hanno loro poi del volley, quindi solitamente la determinazione, la grinta, l'impegno è sempre stata una cosa che noti. Poi è chiaro che ci sono doti fisiche, non so, rappresentativa ho avuto dalla Anna Svidarek alla Elisa Manzano, cioè gente che gioca in A1, anche la Nardini, insomma, quindi quelli li vedi, li segnali ai vari allenatori tipo Bosetti, insomma, che andava nazionale quelle volte lì, e vai lì, devi costruire qualcosa perché vedi che hanno già un futuro segnato. Certo. Quindi in quelli che trovi sono risorse che bisogna devi cercare di valorizzare, sì. In quelli che trovi così a livello locale è quello di riuscire a far capire come può arrivare al massimo un giocatore, dal mio punto di vista, insomma, questo è quello che ho sempre cercato. Quello è il ruolo dell'allenatore. E più in generale, allora siamo qui a parlare di 4 squadre in B2, nel Friuli Venezia Giulia, 4 squadre in B2 femminile, parliamo sempre del femminile, 3 squadre in B1, ma
Dove sono tutti questi giocatori? Cioè, ce la faremo a avere qualcosa magari un gradino più in su oppure no, secondo te? Non c'è ancora... cosa manca? Manca il magnate che foraggia una squadra più in alto? Questa manca il bacino è una domanda un po' particolare, nel senso che secondo me c'è, purtroppo mi spiace dirlo, nel senso che sono un po' di parte, ma credo che tutto sommato quello che sta facendo Martignac potrebbe anche portarlo a questo obiettivo qua, credo, perché penso che sia nella testa del direttore sportivo e il presidente uno che ce la può fare, eccetera eccetera. Non che la Pavudine non ce la possa fare, a livello femminile parlo, poi il maschile lo conosco poco, quindi non so anche sbilanciarmi. Perché secondo me è uno dei migliori acquisti che ha fatto la Pavudine da un paio d'anni, è il direttore sportivo, che è Rossato, che è una persona molto dinamica. Sono due società che adesso bisogna capire se unendo le forze, se oppure no, o non lo so, qualcosa potrebbero fare, perché poi comunque una vicinanza di 5 km per 10 km, 2B1, sì, secondo me queste due società qua possono in qualche modo fare un salto. Non so dirti in che termini possa succedere o se succederà. Sì, ma però me lo auguro, se voglio dire, dopo tanto sforzo. Sì, a noi piacerebbe, poi penso che il pubblico anche ci sarebbe per una pallavolo di alto livello. Ma anni fa, quando c'era Pocenia, faceva la Serie 2, che era la Tisana, c'era seguito, andavano tutti a vederla. E quindi ci sarebbe messaggio che mandiamo ai presidenti, ai DS, a tutti quanti. Sì. Noi mandiamo, se viene una squadra più in su, noi veniamo volentieri a vederla, e anche FVG Sport Channel. In chiusura ti chiedo proprio una mano, abbiamo parlato di Martignac, per parlare di B1 femminile. Tanto capita di guardare le partite anche ogni in tanto streaming. Ecco, servizio offerto sempre da FVG Sport Channel, però in questo caso non seguivamo il Civitafiera Martignacco perché era fuori casa contro la seconda in classifica, il Trentino Rosa della schiacciatrice Marchio Ron, che pare faccia top scorer a ogni partita. E sono riuscite a lottare nei primi 2 set, ma nel terzo hanno ceduto, probabilmente vedendo che un risultato non era alla loro portata. Certo. Noi di FVG Sport Channel nel fine settimana invece abbiamo seguito il derby tra Atomat Udine e Domovip Porcia, un derby molto, molto sentito, che è finito con la vittoria dell'Atomat Udine per 3-1. Allora andiamo subito a vedere le interviste del dopo partita con un tifoso d'eccezione, perché a vedere l'Atomat c'era anche il sindaco di Udine, Fulvio Onsel. Questa sera per il derby Atomat Udine Domovip Porcia, un tifoso d'eccezione, il nostro sindaco, il sindaco di Udine, Fulvio Onsel. Le è piaciuta la partita? Ma moltissimo, una bellissima emozione, poi anche vedere queste atlete, anche la loro astuzia, ma anche appunto i loro gesti atletici, veramente molto molto bello. Mi è piaciuto vedere anche tantissimi spettatori, quindi questa pallavolo appunto a questi livelli vedo che attrae, questa è una cosa positiva per lo sport. Allora c'è spazio anche per la pallavolo a Udine? Ma senza dubbio, credo che il movimento sia un movimento molto ampio, soprattutto nello sport femminile, e quindi c'è spazio, e anche che vedo con la polisportiva appunto cerchiamo di tenere unito proprio quello che è l'elite del nostro sport, e mi piace che ce ne siano tanti, perché appunto così forse lo sport diventa anche più appassionante per tutta la città. Abbiamo intervistato un attimo fa il sindaco, una bella vittoria oggi per te, una bella soddisfazione anche vedere tutto questo pubblico. E volevo vedere, con tutta la fatica che ho fatto per portare il sindaco qua. Poi sai, i derby sono sempre una roba molto strana, molto rischiosa, poi questo con Porcia ha una storia ed è sempre stata una storia di combattimento. Direi che il primo set mi ha fatto venire i brividi, poi in realtà le ragazze hanno cominciato a girare già verso la fine del primo, e quindi direi che ha prevalso comunque chi è un momentino più in condizione. Siamo con Pierluigi Lucchetta, allenatore della Domovip Porcia, un primo set che aveva fatto ben sperare, poi non siete riusciti a mantenere quel bel livello di gioco dimostrato nel primo set. Sì, noi siamo partiti molto carichi, avevamo lavorato la settimana per questa partita, ci siamo parlati anche in settimana
La squadra dal punto di vista dell'agonismo mi è piaciuta, nel senso che abbiamo lottato, anche i set che abbiamo perso, anche l'ultimo abbiamo lottato, le ragazze si tenevano. Il problema è che abbiamo avuto dei limiti, dei problemi in ricezione soprattutto, ma anche un po' in difesa, un po' l'ambientamento a questa palestra che è sempre stata un po' strana per noi, ma comunque loro hanno giocato bene, hanno battuto molto bene, sia dal punto di vista tattico che dal punto di vista tecnico, e ci hanno messo in difficoltà in ricezione. È chiaro che dopo diventa un po' tutto difficile. È inutile nascondersi, la vostra posizione in classifica non rispecchia il valore poi della squadra che potete mettere in campo. Come dovrete affrontare il girone di ritorno? Se il girone d'andata abbiamo fatto 14 punti, diciamo che sono veramente pochi per il valore di questa squadra, al girone di ritorno contiamo di fare molto di più e quindi di tirarci fuori un po' da una situazione difficile di classifica, contando anche su un po' di fortuna, perché veramente non ci ha aiutato in questa fase. Un sorridente coach Mannucci per questo dopo partita del derby, qualche brivido, più di qualche brivido all'inizio, poi è andata meglio. Infatti sono particolarmente contento proprio per questo, perché all'inizio, se avete visto, insomma, sul 3 pari ho chiamato tempo, gli ho detto ragazzi dobbiamo giocare meglio, eravamo 3 pari, forse me la sono un po' chiamata, però insomma loro il primo set hanno fatto veramente molto bene, con più di 50% in attacco, quindi è stata dura. La nostra forza però è stata di stare tranquilli, di pensare al nostro gioco, di sistemare alla fine del primo set le nostre cose, e poi le abbiamo fatte bene negli altri 3 set e insomma secondo me abbiamo vinto meritatamente, direi. Un girone d'andata che finite imbattuti qui al Pala Benedetti, e un girone di ritorno che vedrà venire qua tutte le squadre più forti. Riuscirete a fargli qualche sorpresa? In effetti è quello che ci stiamo domandando, perché il calendario adesso può riservare delle sorprese, no? Giochiamo 7 partite al ritorno in casa, però con 5 delle prime 5 in classifica, con cui all'andata non abbiamo fatto punti. Quindi se loro saranno così forti di venire a vincere qua, noi poi dovremo fare molta fatica ad andare a vincere in trasferta contro chiunque. Se invece noi manterremo imbattuto il Benedetti, credo che potremo togliersi belle soddisfazioni anche in termini di classifica. Siamo con Nene Guidi, l'abbiamo placcata all'uscita dallo spogliatoio perché sono tutte scappate a festeggiare dentro. Una bella vittoria in questo derby, il primo derby per te in questa squadra. Come l'hai vissuto da protagonista? C'era una tensione, si è visto il primo set, dopo in qualche modo ci siamo un attimo riprese, abbiamo cominciato a mettere la testa a fare il nostro gioco, è andata. Abbiamo cercato di catturare Annalisa Sogni, che oggi è stata protagonista di una grande partita. Lei è l'unica ex davvero di questo derby, aveva giocato un paio d'anni fa a Porcia. La sentiva questa partita secondo te? Sì, la sentiva, cioè dal modo in cui esultava e voleva la palla, io ho notato che la voleva e voleva giocare, voleva vincere, e si è vista, ha fatto la sua partita. Allora ti ringrazio, come vedete il palleggiatore ha sempre il termometro della situazione all'interno della sua squadra, facciamo i complimenti per l'ottima partita e alla prossima. Ok, grazie, alla prossima. Rientriamo qui eccezionalmente dallo showroom del Citafiera solamente per salutarvi e per dirvi che nel prossimo fine settimana i campionati nazionali, ovvero B2 e B1, si fermano per un turno di riposo e quindi non ci saranno dirette nel fine settimana per FVG Sport Channel per quanto riguarda il volley naturalmente. Per chi è in crisi d'astinenza, e so che ce ne sono di maniaci di volley, ci sarà la Coppa Regione maschile e femminile, si svolgerà nella provincia di Gorizia. E prima di lasciarti andare Stefano all'allenamento, e tu che cosa fai la prossima settimana che non hai la partita? Io in teoria avrei un corso di aggiornamento nazionale. Come vedete non finisce mai il lavoro per gli allenatori di volley. Allora siamo veramente in chiusura, ti ringrazio per essere rimasto con noi e ci vediamo sul campo. D'accordo, vi aspetto.